oggi in via Celio a Rovigo la presentazione del programma del candidato sindaco Gaffeo. Quali sono i punti chiave del programma? Sicuramente quello della continuità, ci sono moltissimi lavori che siamo già riusciti a finanziare, un parterre, un portafoglio di interventi dal punto di vista della manutenzione complessiva della città, di ripensamento, di rigenerazione di luoghi, di spazi. Alcuni di questi saranno già completati durante il prossimo mandato perché c'è una scadenza collegata o al PNRR o ad altre scadenze che sono collegate ai fondi, però noi abbiamo anche altri progetti che sono già stati sviluppati su cui ci impegniamo a trovare le risorse. C'è un progetto che è già stato di fatto pensato completamente per la ristrutturazione dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, piazzetta Nonaria, l'ex forno comunale e l'ex caserma della Polizia Locale, che verrà per esempio illustrato nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni. Su quello è necessario trovare delle risorse, ci impegniamo a cercare tutto quello che sarà necessario a bando, però ci sono anche tutta una serie di altre iniziative che riguardano il sociale, che riguardano la presenza universitaria, che riguardano il modo di pensare la nostra città destinato alle persone, quindi non solo ai giovani ma anche alle persone con qualche anno in più. Quindi tantissime sono le idee, noi ce le proponiamo ai nostri concittadini sperando che siano accettate con piacere.